nostro professore, per cui è uno esperto davvero di tutto punto. Torniamo a parlare invece di mutui, in particolare parliamo della portabilità del mutuo. Che cos'è? Lo chiediamo alla dottoressa Giulia Clarizio. Buongiorno, ben arrivata dottoressa. Buongiorno. Che ci racconterà innanzitutto questo significato, portabilità, ne abbiamo parlato devo dire parecchio qui a Uno Mattina, e soprattutto poi chiediamo se è gratuita. Prego. Allora, quando parliamo di portabilità, noi pensiamo allo spostamento di un mutuo che già esiste dalla vecchia banca ad una nuova banca. Quindi un mutuo che già esiste viene trasferito con un'altra banca, possono essere variate le condizioni, e questo è il motivo per cui noi lo faremo. La vecchia garanzia, invece che essere a favore della vecchia banca, verrà spostata a favore della nuova banca. C'è differenza tra portabilità e sostituzione del mutuo? Certo, portabilità abbiamo detto che è il vecchio mutuo che in un certo senso, modificato nelle condizioni, si sposta nei confronti dell'altro mutuo, mentre invece con la sostituzione noi abbiamo un'operazione completamente nuova, che nasce completamente nuova con un secondo istituto, e quindi è chiaro che avrà dei costi maggiori. Quando conviene davvero sostituire il mutuo? Allora, noi parliamo di sostituzione in senso generale in questo momento in cui diciamo che il vecchio mutuo forse non è più sostenibile per noi e quindi ne stiamo cercando uno nuovo più sostenibile. Speriamo di trovare una banca disponibile a darci la somma per estinguere il vecchio mutuo. Ricordiamoci che la prima banca, quella che la subisce la portabilità, è obbligata a subirla. Se questo secondo mutuo ha delle condizioni più vantaggiose, io potrò ottenere un risultato migliore con dei costi più bassi, spostando, diciamo, il primo mutuo dalla prima banca alla seconda banca. Prima si parlava della gratuità, no? Poi della portabilità. Allora, che cosa è la gratuità? Nel caso della portabilità, quindi questo spostamento dalla vecchia banca alla seconda banca, non possono essere imposti al consumatore, al cittadino, al mutuatario, a colui che alla fine insomma pagherà queste rate di mutuo, non possono essere imposti né spese né oneri. Questo vuol dire, ricordiamoci che c'è tutto un discorso di commissioni, di possibilità della banca di chiedere prima determinate, di impedire in un certo senso questa portabilità. Oggi la prima banca questo non lo può fare. La banca non si può rifiutare. La prima banca non si può rifiutare, ricordiamoci però che io devo trovare una seconda banca che mi vada bene, le cui condizioni siano in fondo quelle che io cerco, la quale ovviamente non è detto che sia obbligata a darmi il mutuo, è sul mercato e quindi cercherò quelle che sono le condizioni migliori. Il notariato ha anche realizzato una guida dedicata ai mutui. Il notariato, ancora prima che ci fossero queste novità, chiamiamole Bersani, aveva in collaborazione con le associazioni dei consumatori fatto una guida sul mutuo informato, guida che sarà tra l'altro a breve anche aggiornata proprio per tener conto di tutte le ultime novità. Se ogni banca applica misure diverse, come si può orientare un cittadino? Allora, noi vogliamo considerarci sul mercato, si tratta di un prodotto, come quando andiamo a scegliere un prodotto nuovo dobbiamo andare a cercare presso le varie banche quelli che sono le condizioni per cercare la condizione migliore. Dobbiamo stare molto attenti però e quindi farci anche aiutare, e il notaio sarà sempre disponibile a darci un consiglio. Non firmiamo senza aver chiesto prima al notaio. Grazie, se è bello e piacevole come lei, Grazie. ancora di più. Grazie Giulia Clarizio, adesso Grazie. via le previsioni del tempo. Tenente Colonnello Massimo Morico, a lei.